Benvenuti essere numerosi a questo terzo incontro. Siamo a metà del percorso dell'ospitalità. Era doveroso essere presenti a Silea, terra d'acqua, anche perché il fatto di Trino è proprio focalizzato sulle ricchezze, sulle bellezze del territorio a sud di Trento, che non comprendere le sfide che fossero il paesaggio, i suoi centri urbani, la sua vocazione turistica e la sua identità. E qui c'è anche Casiesi, appunto, affaccia sul Sile, quindi ci sarebbe piaciuto trovare una location proprio in riva al Sile, magari, ma non era possibile, però qui abbiamo il MEMA e tra l'altro siamo nel cuore della città di Silea, quindi penso che gradiate lo stesso. E io prima di cominciare lascio la parola per un saluto a Giulia Lardo, consigliere comunale di Silea, che aveva piacere di salutarli e che poi scappa perché deve andare al lavoro. E intanto buona lezione a tutti e grazie ancora a Francesco e a tutto lo staff, ovviamente. Grazie. Beh, anche io ringrazio Match Asco, Matt Thyssen, che ha permesso insomma, di portare avanti questo ciclo di incontri. Saluto le autorità presenti che insomma sempre sul pezzo si tengono aggiornati. E saluto tutti voi, vi ringrazio di essere qui, anche per il vostro impegno, soprattutto perché so che insomma seguirete state cercando di ottenere il certificato e spero di avere questo certificato poi da andare avanti e anche le competenze che non è da poco. Vi ricordo tutti e vi ricordo che sì, Silea si chiama Silea per il Sile, ma fino al 1935 si chiamava Melma, quindi questo fiume è veramente molto. Se vi va poi finita la vostra conferenza, potete proseguire per via Mancello e arrivare fino al Sile, che è molto panoramico. Dove il Melma finisce, ciao, certo. E vi auguro buon proseguimento e buona lezione. Grazie. Grazie. E ultima cosa, se vi va a uscire, magari andare a Sile, dietro l'angolo la caffetteria Zanata ci ha lasciato acqua e uno spizzichino per ripartire per la vostra serata. Grazie. Grazie. Così aperto. Poi mi sentite meglio, peggio? Mi sentite? Bene. Allora, intanto benvenuti, di nuovo bentornati a tutti. Anch'io vorrei ringraziare il Comune di Silea per l'ospitalità, ovviamente Confcommercio Treviso per aver organizzato tutto quanto e SLA che ci supporta da casa, i relatori di oggi e tutti quanti quelli che ci hanno dato una mano. Allora, io velocissimo, non voglio farvi perdere tempo, ma vi vorrei fare un applauso, lo faccio io l'applauso adesso, perché comunque è il terzo incontro, siete qua, perché avete comunque deciso di investire del tempo, di togliere del tempo alle vostre attività, ai vostri cari, a chi è di investirlo in questo percorso, per cui vi state, diciamo, in qualche modo mettendo in gioco, ma soprattutto mi è dispiaciuto non esserci la volta scorsa, ma diciamo proprio non potevo, e ho visto anche le vostre considerazioni nel networking e quindi ho apprezzato personalmente, ma anche con lo staff, ho apprezzato moltissimo anche diciamo la vostra capacità di interfacciarvi con gli altri. Diciamo, abbiamo fatto solo metà del percorso e quindi mi auguro che l'altra metà possa essere ancora più stimolante. Quindi salto alla grande. Allora, se vi ricordate, nel primo incontro avevamo parlato della governance della regione Veneto, la regione, la DMO, cioè c'era qui Giulia Casagrande che ci ha raccontato del piano di questa, diciamo, destinazione. All'interno della destinazione ci sono i vari marchi d'area, tra cui anche quello, diciamo, di Treviso Sud che si sta formando e avrà un suo nome, un suo brand, ma soprattutto abbiamo parlato di di questo famoso DMS, no? Questo grande database
regionale dove dentro ci sono una serie di cose, adesso ci verrà spiegato, no? Questo grande database dove si può sicuramente essere presenti anche promuovendo moltissime delle attività che vengono realizzate all'interno di una destinazione e che hanno un riflesso turistico. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere qui Licia Salucci, che è proprio project manager di Ferratel, che è la società che ha sviluppato questo software, che ce lo spiega. E intanto benvenuta. Grazie a tutti. Non so se mi sentite. Sì, vediamo se riusciamo anche ad alzare il volume. Intanto, così ti volevo intanto ringraziare di essere qui. Sono molto contento. Io sono un fan del DMS fin dalla sua prima uscita con il professor Mattioro. E quindi, niente, quindi lascerei la parola a te. Da quanto tempo è che la Regione Veneto utilizza questo DMS? Allora, Veneto lo usa già da diversi anni, dal 2000, sì, quasi 8-10 anni, 8 anni dai 10 dall'inizio, però 8 anni che lo usa a pieno regime, quindi è già uno strumento che è diventato, diciamo, parte integrante della politica turistica della regione, grazie anche al professor Marchioro che comunque ci crede molto e ha ragione. Non mi sentite? Allora, vi riproviamo un attimo a vedere perché pare che si senta un po' metallico. E questo qui, proviamo un attimo, vediamo se ci sono. Vuoi che provo a... Facciamo delle prove, se puoi, per favore, Licia. Ditemi se parlo così, se va bene, se devo alzare io il volume, per Adesso va meglio. al Va meglio. massimo. Ok. Ottimo. Ok, niente, dicevo che sono diversi anni che il DMS è in uso alla Regione Veneto, 8-9 anni, e soprattutto, come diceva lei, il professor Marchioro spinge molto l'utilizzo di questo sistema. Allora, intanto buongiorno a tutti, così vi vedo, grazie per aver girato la fotocamera e grazie della partecipazione. Io sono Alicia, come è stato anticipato, mi occupo del progetto DMS Veneto e lavoro per la società Ferratel. Ferratel è la società che ha creato il software e che lo distribuisce a tutti i territori della regione Veneto tramite appunto la regione stessa. Quindi ho capito che la settimana scorsa c'era la presidente della DMO, quindi sicuramente vi avrà fatto una panoramica di come è organizzato il turismo in Veneto. Comunque c'è la regione, poi ci sono le DMO territoriali e a cascata ogni DMO poi può essere costituita da altri soggetti che gestiscono e promuovono un territorio. Noi di Ferratel questi soggetti li chiamiamo la destinazione o l'organizzazione turistica, quindi è l'ente, diciamo così, che è preposto alla gestione, parola molto importante, alla promozione di un territorio che sia una destinazione turistica, quindi che abbia un'attrattività verso il mercato. E ovviamente in Veneto non manca l'attrattività in nessun territorio, quindi abbiamo la fortuna di avere tante destinazioni turistiche. Il DMS è un software pensato appositamente per le destinazioni, quindi per questi enti che promuovono il territorio. Infatti è un acronimo che sta per Destination Management System. Quindi abbiamo la destinazione, abbiamo qualcuno che governa la destinazione e lo fa tramite un sistema. In questo caso è il nostro software, è il nostro Deskline, quindi la marca, diciamo la società che distribuisce è Ferratel, il nome del software è Deskline, la tipologia di software è DMS. E quindi il DMS è uno strumento pensato proprio per gli enti di promozione turistica e noi lo sottolineiamo sempre perché è questa l'ottica con cui bisogna guardare il DMS. Quindi è uno strumento in uso
alle organizzazioni e quindi non è pensato per i singoli operatori territoriali che hanno esigenze diverse rispetto ad una destinazione. Quindi dobbiamo partire da quest'ottica per capire come il DMS può essere utilizzato all'interno di una destinazione turistica. Quindi l'utilizzatore principale è questo ente, l'organizzazione può essere la DMO Treviso, può essere l'IPA Asolo Montegrappa, ci sono diverse organizzazioni che possono utilizzare il DMS, però appunto l'ottica è quella della destinazione turistica, quindi non dobbiamo guardare al DMS da singolo fornitore, da singolo albergatore, da singolo operatore, ma dobbiamo capire come lavora proprio come se fossimo, dobbiamo metterci nei panni dell'ente di promozione turistica, perché appunto è un software che supporta gli enti nelle loro attività. Adesso condivido una presentazione, così non vedete solo me. Ok, vediamo se parte. La vedete? Sì, si Ok, vede. vedo dei cenni di assenso. Quindi appunto Ferratel Deskline è il nome del Destination Management System che appunto viene utilizzato dalle destinazioni turistiche. Qual è, diciamo, l'attività base della destinazione turistica? È quello di fare marketing verso l'ospite. Chiaramente l'ospite è il protagonista, no, della nostra attività, sia delle destinazioni che di voi operatori. Quindi tutti i nostri sforzi sono rivolti appunto a intercettare l'ospite e ad attrarre soprattutto l'ospite. Come fa la destinazione turistica? E ripeto, per destinazione intendo gli enti di promozione, anzi gli enti gestori di un territorio, ad intercettare e comunicare con l'ospite attraverso una serie di attività che noi generalmente per semplicità raccogliamo in 4 filoni: il filone dell'informazione, il filone dell'accoglienza, il filone della promozione e il filone della commercializzazione. Non tutte le destinazioni turistiche attuano attività che sono ricomprese in tutti e 4 questi gruppi, perché la commercializzazione è quella che arriva un po' alla fine e serve avere una struttura fatta in un certo modo per poter commercializzare il percorso che sta facendo la DMO Treviso, però sicuramente tutti fanno informazione, tutti fanno accoglienza e tutti fanno promozione. Tutte queste attività appunto presuppongono che la destinazione riesca ad organizzare il territorio, riesca ad organizzare soprattutto i dati provenienti dal territorio, perché chiaramente cosa serve alla destinazione per fare le attività di informazione, accoglienza e promozione? Servono i dati, quindi le informazioni riguardanti il proprio territorio. E per territorio intendiamo non solo diciamo, le attrazioni come possono essere i musei, i punti di interesse riguardanti un territorio, ma sono dati riguardanti anche le strutture ricettive, cosa può essere fatto nella destinazione, gli eventi che sono organizzati. Quindi il territorio come destinazione turistica è un po' un puzzle, no? Di attività, di attrattori e di operatori. Quindi la destinazione ha assoluta necessità di organizzare questi dati, di razionalizzarli in qualche modo per poterli utilizzare nelle sue attività di marketing. Quindi il DMS è uno strumento che riesce ad aiutare la destinazione in tutte e 4 queste attività tipiche di un ente di promozione turistica e mettendo in contatto proprio la destinazione con il proprio territorio. Cosa viene gestito in DMS? Vengono gestite le informazioni sugli alloggi, sulle esperienze, quindi su cosa si può fare all'interno di un territorio, sui punti di interesse e sugli eventi. Poi possono essere gestite anche altre informazioni come dépliant, brochure, eccetera. Però diciamo che questi 4 gruppi sono i gruppi principali, no? Possiamo racchiudere in queste 4 macro aree tutto quello che avviene e che caratterizza una destinazione turistica.
Come dicevo prima, appunto, tutti questi dati sono patrimonio degli attori territoriali. In che senso patrimonio degli attori territoriali? Che la destinazione deve chiedere le informazioni alle strutture ricettive per poterle promuovere, ai fornitori di esperienze, deve entrare in contatto con gli attrattori, deve entrare in contatto con gli organizzatori di eventi. Quindi capite da soli che l'organizzazione turistica ha molteplici interlocutori e la cosa più difficile normalmente sta proprio nel recuperare le informazioni dal territorio e una volta recuperate mantenerle aggiornate. Tante volte sarà capitato a tutti magari di cercare le informazioni su un evento, non trovarle non aggiornate, eccetera. Capite bene che diciamo, promuovere un territorio senza avere informazioni di prima mano, informazioni aggiornate, diventa difficile e a volte anche controproducente. E quindi tutte queste informazioni la destinazione deve necessariamente chiederle agli attori territoriali che sono quelli che ce l'hanno di prima mano. Come fa a chiederli? Proprio tramite il DMS. Adesso lo vediamo man mano che andiamo avanti nella spiegazione. E poi una volta che la destinazione raccoglie le informazioni sugli alloggi, sulle esperienze, sui punti di interesse, sugli eventi, l'altra, diciamo così, l'altra funzionalità che il DMS permette di fare è quella di mettere in relazione queste informazioni tra di loro. Quindi le informazioni raccolte non rimangono chiuse in compartimenti stagni, diciamo così, ma possono essere messe in relazione tra di loro. Quindi io come ufficio turistico posso mandare delle informazioni magari sugli alloggi, corredandole con gli eventi che si svolgono nella destinazione durante il periodo di soggiorno dell'ospite. Quindi è un'attività, questa interoperabilità interna, che è un po' il cuore del DMS stesso. Quindi il Destination Management System a cosa serve fondamentalmente per la destinazione? Serve a mettere in contatto la destinazione con gli operatori territoriali, a raccogliere tutte le informazioni in un unico database centralizzato e poi a mettere in relazione tra di loro queste informazioni per comunicarle all'ospite. Chiaramente la comunicazione verso l'ospite avviene con molteplici touch point, quindi non solo attraverso il sito internet, ma ci possono essere diversi punti di contatto tra il turista e il territorio, quindi magari totem informativi, gli uffici informazioni sicuramente sono i primi punti di contatto sul territorio. So che qualcuno di voi diventerà infopoint, quindi anche gli infopoint avranno accesso al DMS per attingere alle informazioni che vi sono caricate. Quindi il DMS diventa questo database centralizzato in cui in più soggetti possono inserire informazioni. Poi dipende, ogni destinazione turistica utilizza il DMS secondo la propria operatività e sicuramente il DMS supporta anche l'evoluzione delle destinazioni nel loro processo, diciamo così, di crescita. Abbiamo destinazioni magari che, come è stata anche per la Regione Veneto, all'inizio, proprio i primi mesi in cui la Regione ha adottato il DMS, l'attività di utilizzo del DMS si è concentrata sugli eventi e sui punti di interesse. Quindi la Regione Veneto ha dato subito in uso il DMS a tutti gli uffici informazione e accoglienza turistica della regione e ha spinto appunto, diciamo, stimolato questi uffici a raccogliere le informazioni sugli eventi tramite il DMS. Voi vi starete chiedendo, vabbè, ma se prima magari gli uffici IAT raccoglievano le informazioni via mail e le pubblicavano sul sito, qual è la differenza? Adesso finisco questa prima parte di spiegazione e poi ve lo faccio vedere, perché c'è una notevole differenza tra lavorare ognuno per conto proprio e lavorare invece in rete. Infatti riprendo il titolo di questo incontro di oggi, che è esattamente centrato sul DMS anche, nel senso che conoscere e comunicare il territorio attraverso la rete ha veramente dentro le quattro parole fondamentali che servono all'interno di una destinazione turistica per promuovere il territorio. Innanzitutto l'organizzazione turistica, l'ente
non può essere mai slegato dal suo territorio e il territorio a sua volta, anche se magari all'inizio si fa fatica ad ammetterlo, ha bisogno dell'ente di promozione, perché da soli, certo, si può fare qualcosa, ma l'unione fa la forza non è un proverbio detto a caso. Ognuno con le proprie forze arriva fino ad un certo punto, mettendo invece in rete, mettendosi in rete con gli altri, si arriva sicuramente più lontano. Quindi la destinazione, utilizzando il DMS, riesce a fare rete con voi, che siete appunto tutti i pezzi che compongono il puzzle della destinazione turistica, e sicuramente forte di tutta la massa critica di informazioni che arrivano dal territorio, può sicuramente promuoverlo con un'altra forza, piuttosto che diciamo, facendo leva solamente sulle proprie forze interne. E la rete, appunto, è un concetto fondamentale del turismo, oserei dire, non solo del DMS. Il DMS, diciamo che concretizza questa rete. Beh, qua vi faccio una breve panoramica perché dicevo che il DMS concretizza questa rete, perché appunto voi operatori tramite il DMS potete comunicare alla destinazione tutti i vostri dati e potete farlo o utilizzando direttamente il web client, che non so se qualcuno di voi ha già sentito, forse qualche struttura ricettiva lo sa. Insomma, c'è questo extranet dedicato ai singoli operatori che possono caricare le proprie informazioni. Poi possiamo prendere informazioni anche da altri sistemi esterni. Non so se qualcuno di voi usa Regiondo, se usa Ferrabur, se usate altri gestionali. Si può collegare il DMS con altri sistemi esterni, quindi veramente raccogliere le informazioni dal territorio in senso molto esteso. Tutta questa, adesso io faccio, c'è Cortina perché è un esempio di come funziona il DMS, ma come funziona, diciamo, nell'area di Belluno, funziona nella DMO Treviso. Quindi ogni destinazione fatta appunto del proprio DMS alimentato in più modi entra a far parte di una rete. Quindi, per esempio, nel territorio della DMO Dolomiti noi abbiamo il DMS di Arabba, il DMS del Cadore, di Cortina, del Valcomelico, eccetera. Quindi ogni destinazione turistica ha la propria istanza DMS. Le varie destinazioni tramite il DMS parlano tra di loro. Quindi il concetto di rete si amplia, diciamo, si crea la rete all'interno della singola destinazione tra gli attori del territorio e l'ente di promozione turistica. A sua volta l'ente di promozione turistica può fare con le altre destinazioni. In questo caso, tutte insieme, queste singole istanze del DMS vanno a formare il DMS della DMO Dolomiti, così come le istanze del DMS del territorio di Asolo, di Treviso, del Valdobbiadene, della zona del Prosecco, eccetera, formano il DMS della DMO Treviso. Tutti insieme questi DMS di destinazione possono essere, diciamo così, possono interagire con altri soggetti. Ci sono state delle reti di impresa, c'è il progetto Cultura del Veneto, è stata creata l'app Veneto Outdoor o Veneto Around Me, c'è il sito veneto.eu. Quindi tutti questi DMS che interagiscono tra loro e con soggetti esterni vanno a formare il DMS della Regione Veneto, quindi si va a scalare verso l'alto. Quindi pensate quanto è importante che ogni singolo operatore inserisca nel DMS le proprie informazioni, perché il DMS spinge proprio a ampliare un po' la vostra panoramica, no? Perché si va verso l'alto. Quindi se io adesso faccio un esempio, sono una struttura ricettiva di Asolo, carico le mie informazioni sul DMS, queste informazioni non si vedranno solamente sul sito di Asolo, si vedranno sul sito di Asolo, sul sito Asolo Montegrappa, sul sito della DMO Treviso, sul sito di veneto.eu e poi a sua volta il DMS Veneto, quindi veneto.eu, può utilizzare queste informazioni e ampliare ancora di più la rete distributiva tramite, in questo caso, il TDH. TDH è un protocollo nazionale per cui Italia.it prende le informazioni dai vari territori e per il Veneto utilizza le informazioni stoccate nel DMS
e comunica, quindi scusate, il DMS comunica con Italia.it tramite il TDH. Quindi io dico semplice, ma non è mai semplice l'informazione. Magari su un evento veramente può avere inserita una volta sola nel DMS, veramente segue canali distributivi che magari a voi potrebbero anche non venire in mente perché chiaramente non è il vostro lavoro. Quindi mi fa piacere insomma che siano state utilizzate queste parole all'interno del titolo dato alla conferenza di oggi, perché sono veramente i concetti fondamentali del fare promozione turistica e diciamo anche nell'utilizzo del DMS, in questo caso il DMS Deskline. Però il DMS, diciamo così, noi usiamo volutamente questo termine generico DMS, non usiamo Deskline, perché il DMS è una progettualità, è un modo di strutturare il territorio, insomma, di promuovere il territorio attraverso una struttura, attraverso un software. Noi diciamo sempre che facciamo innovazione turistica tramite l'innovazione tecnologica, perché? Perché utilizzare il DMS presuppone che il territorio si organizzi, perché banalmente deve esserci qualcuno che utilizza il DMS. Quindi se non c'è questo qualcuno che noi identifichiamo poi con l'organizzazione turistica, il DMS da solo non sta in piedi. Sta in piedi se qualcuno lo utilizza e se qualcuno lo alimenta. Vi farei vedere. C'è qualche domanda fino a qui? Allora, intanto grazie. Volevo fare io un po' una domanda. Una domanda. Allora, qui in questa zona c'è il Sile, che è un fiume molto utilizzato, non so, dai residenti, è un'attrazione, io direi anche quasi una motivazione di viaggio. E se io avessi una struttura di noleggio, bike e organizzassi dei tour, delle esperienze sul sito, appunto, avrei la possibilità di, diciamo, dare, poi magari ci ritorniamo su questo, dare i miei dati far apparire i miei dati sul DMS. Sì, allora tecnicamente sì, e qua mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, che il DMS nasce nell'ottica delle organizzazioni turistiche. Perché dico tecnicamente sì? Perché il DMS, come appunto anticipato, gestisce quel tipo di informazioni. Quindi una guida turistica oppure una guida mountain bike o comunque una scuola, chi offre questo tipo di esperienza può sicuramente avere un proprio, diciamo, un proprio accesso al DMS e configurare la propria offerta. Diverso è capire se la destinazione turistica ehm, può commercializzare queste esperienze. Quindi è per quello che bisogna un po' distinguere tra l'utilizzo dei gestionali e dei sistemi dei singoli operatori dal DMS, perché il DMS è uno strumento della destinazione turistica, quindi non esiste un sito feratel.com come può essere il sito booking.com, dove trovare le strutture ricettive, o Airbnb Experience dove trovare le altre esperienze o Get Your Guide. Il DMS è un po' il motore dei portali delle destinazioni turistiche. Quindi se noi andiamo adesso su visittreviso.it, adesso ve lo faccio vedere, in alcune sezioni le informazioni che sono pubblicate sono del DMS. Quindi per tornare alla domanda, è l'organizzazione turistica che decide se e come mostrare quel tipo di informazioni che tu hai esemplificato. Quindi tecnicamente è assolutamente possibile. Dal punto di vista, diciamo, strategico, è una scelta della destinazione. Posso confermare che tutte le destinazioni stanno andando verso questo obiettivo, cioè quello di mostrare sul proprio sito tutto il panorama dell'offerta di un territorio, non più solamente l'elenco, il catalogo degli alloggi o il catalogo degli eventi. E anzi, soprattutto si sta dando negli ultimi 2 anni molta spinta alle esperienze,
perché diciamo il cosa fare su un territorio, ma non solo a livello informativo, cioè c'è la guida, ci sono le scuole mountain bike, ci sono gli accompagnatori del territorio, ma cosa si può fare con loro? Quindi avere già un programma di attività codificato, pubblicato sul sito e magari anche già prenotabile, è comunque uno degli obiettivi che le destinazioni stanno perseguendo. E anche Airbnb, basta vedere che è tornato sui suoi passi, insomma, ci sono annunci da tutte le parti che Airbnb tornerà a promuovere le esperienze. Erano nati gli Airbnb Experience anni fa, poi hanno sospeso durante il Covid e poi adesso stanno riprendendo. A sottolineare il fatto che le esperienze stanno diventando veramente il sale delle destinazioni. Non che prima non ci fossero, perché le escursioni con le guide alpine o le escursioni con le guide turistiche, da che mondo è mondo, ci sono sempre state, ma è il fatto di trovarle online che sta diventando discriminante. Quindi anche la DMO si sta organizzando in questo senso, però quello che non bisogna, diciamo così, volere è essere subito presenti sul sito della destinazione, magari prenotabili e magari col pagamento integrato. Dexcran permette tutto questo, però noi seguiamo, diciamo così, l'evoluzione della destinazione. DMO Treviso adesso si sta strutturando per arrivare a quell'obiettivo. Magari in questo momento non trovate ancora su Visit Treviso le esperienze, non significa che loro non vogliono proporle, significa semplicemente che si stanno organizzando per poterle pubblicare. Quindi tecnicamente la risposta è assolutamente sì, però No, certo. poi Volevo solo dire che una delle cose proprio per integrare quello che appunto era stato detto è che uno dei progetti che aveva indicato Giulia Casagrande durante la prima giornata era quella che stavano portando a termine, quella della Smart Destination, dove l'integrazione di cui sta parlando adesso Licia Salucci è l'output, no? Quindi la possibilità di poter far arrivare all'acquisto appunto il servizio, l'esperienza scelta dal turista. esatto, diciamo che in alcuni casi bisogna avere un po' di pazienza con le destinazioni e lo dico avendo lavorato in un'azienda per il turismo, perché a voi magari i processi delle aziende per il turismo, delle DMO potrebbero sembrare lenti, ma dovete sempre considerare, come dicevo prima, che la destinazione non esiste di per sé slegata dal territorio, quindi ci sono delle logiche da rispettare e come dire, la destinazione quando si muove tenta di coinvolgere più operatori possibile. Se devono, vi faccio un esempio che potrebbe sembrare banale, però se la DMO Treviso dice da domani voglio mettere online il catalogo esperienze, fa un giro di consultazione con voi operatori e dopo una settimana si trova ad avere un'esperienza caricata in DMS. Cosa fa la DMO Treviso? Pubblica solo quell'esperienza? O aspetta di avere almeno un numero minimo di esperienze? Perché se io faccio delle campagne promozionali e faccio atterrare le varie campagne su una pagina, venite a Treviso, ci sono delle esperienze fantasmagoriche e poi trovo un'esperienza, capite che il gioco non vale la candela. Quindi tante volte la destinazione paga un po' questi procedimenti più lenti, ma la lentezza è dovuta dal fatto di voler coinvolgere il maggior numero di operatori possibili. Quindi il mio consiglio è quando la destinazione chiama, rispondete, ok? E, e appunto non aspettatevi subito di arrivare magari alla prenotazione diretta delle vostre attività, sia che siate strutture ricettive, sia che siate esperienze, perché non è detto che che la prenotazione sia l'unica conversione possibile. Ok? Allora, Prego. sì, un'altra domanda. Ma tutto questo sistema va in competizione con Booking.com e con No, le altre no, no, no. Allora, relativi? mi Ah, sentirei di fa dire che fatta la cosa, competizione con Booking è difficile. Anche in questo senso, le forze che mette in campo Booking.com a livello commerciale, squisitamente commerciale, sto parlando, chiaramente sono diverse
dalle forze che può impiegare una DMO. Quindi sicuramente Booking rimarrà uno dei canali di conversione principali delle strutture. Poi, come diciamo sempre noi, è la struttura che decide dove l'ospite deve convertire. Perché, diciamo così? Perché se una struttura ha un sito dove non c'è il motore di prenotazione, già si è esclusa. Ok, già ha detto all'ospite vai a prenotare da un'altra parte perché non puoi prenotare direttamente a casa mia. Se invece ha un motore di prenotazione, facciamo finta e mette un prezzo a 100 euro e su Booking mette un prezzo a 90 euro e sul sito Visit Treviso mette un prezzo a 110 euro, dov'è che l'ospite converte? Converte dove gli vale la pena di più. Non è detto che la convenienza sia solo a livello di prezzo, però io uso il prezzo per esemplificare queste situazioni, perché si trovano, eh. Abbiamo avuto tante volte la riprova del fatto che Booking.com è il canale più competitivo a livello di prezzo. Quindi è sempre la struttura che decide qual è il punto di conversione principale. I siti di destinazione non vanno in competizione con Booking.com, fanno proprio un altro lavoro, quindi Booking.com continuerà a fare Booking.com, il sito di destinazione, diciamo così, i dati sulle strutture ricettive, sulle esperienze convertono di più sui siti di destinazione. Le strutture ricettive un po' meno, ma perché appunto ci sono questi canali tradizionali che sono molto forti, considerando anche che poi è il sito della struttura uno dei punti di conversione principali per le prenotazioni delle camere. Però il sito di destinazione più informazioni hai, più è autorevole, più diventa un punto di riferimento per i turisti. Sicuramente i turisti cosa fanno? Scrivono in Google voglio andare in vacanza a Treviso oppure cosa c'è da fare a Treviso, sicuramente guardano Booking.com, sicuramente guardano i siti delle strutture, ma se c'è un sito forte di destinazione autorevole, è comunque il sito, diciamo così, degli esperti del territorio, ok? E anche quando un turista entra all'ufficio IAT, l'ufficio informazioni, si aspetta di ricevere delle informazioni particolari perché gli operatori dello IAT sono gli esperti del territorio. E quindi quello che viene detto dagli IAT e di conseguenza che viene pubblicato sul sito di destinazione è riconosciuto come autorevole. Chiaramente per avere questa autorevolezza il sito di destinazione deve essere completo, deve essere aggiornato, deve avere anche delle informazioni magari che da qualche altra parte non si trovano, deve avere dei consigli, anche se poi per le destinazioni turistiche consigliare una cosa piuttosto che un'altra è difficilissima, e appunto per non andare ad intaccare gli equilibri del territorio, però ecco, non dobbiamo paragonare il sito di destinazione a Booking.com perché fanno proprio due lavori diversi. Booking.com per dire Airbnb, per dire insomma questi grandi portali di prenotazione. Però è sicuramente uno dei touch point, è uno dei siti dove il cliente raccoglie informazioni. Poi magari chiama direttamente le strutture o scrive una mail partendo dal sito di destinazione, però intanto l'ha visitato. E quindi in genere quando parliamo con le destinazioni vediamo che la sezione dove dormire è una delle più visitate. Quindi sicuramente bisogna essere presenti sul sito di destinazione e bisogna avere le informazioni aggiornate e nel momento in cui il sito propone anche delle informazioni commerciali, quindi proprio le camere delle strutture e i prezzi o l'esperienza con il prezzo, bisogna ragionare su che prezzo pubblicare. Ecco, essere presenti con un sito con un prezzo fantasia non ha tanto senso. È un po' come se fosse casa vostra il sito di destinazione, cioè la vostra prima casa è il vostro sito, la vostra seconda casa è il sito di destinazione. Booking è l'agenzia, ok? L'agenzia è sì, l'agenzia di viaggi, diciamo così, che infatti ha una marea di commissioni, cosa che generalmente i portali di destinazione non applicano o tengono molto molto calmierati. Prima ho accennato al web client, vi dico qualcuno conosce il web client? Sapete cos'è? Qualche struttura ricettiva?
No, ma non non vedo, penso che non sia vedo segni di assenso, lo ripeto volentieri. Il web qualche client, prego. domanda. Ha chiesto se qualche struttura ricettiva usa il web client, questo di Ferapel. Esatto. Allora c'è una Vedo la mano alzata, ottimo. Allora, comunque lo ripeto a beneficio degli altri, tutte le strutture ricettive di tutto il Veneto sono caricate in DMS tramite l'interfaccia con ROS 1000. Adesso proprio un minuto di spiegazione tecnica. ROS 1000 è l'anagrafica regionale, quindi quando voi volete aprire la vostra attività ricettiva, fate tutte le carte con la regione e vi registrate in ROS 1000. ROS 1000, finite tutte le carte quando avete l'autorizzazione, comunica a Deskline che la vostra scheda è attiva e Deskline crea la scheda. Quindi tutte le strutture ricettive del Veneto hanno la propria scheda anagrafica anche nel DMS. Però ci sono solo i contatti, la categoria, la classificazione. Ogni struttura ricettiva, una volta che la scheda viene creata nel DMS, riceve una mail per l'accreditamento al DMS e riceve le credenziali di accesso a questo web client, che è il vostro extranet. Questo web client potete aggiornarlo direttamente voi, almeno con le immagini e con le descrizioni della struttura. Così almeno la vostra scheda non compare solo con il nome, ma compare quantomeno completa delle informazioni descrittive e promozionali. In base poi all'operatività del territorio, alla strategia della destinazione, potrebbe esservi richiesto di configurare anche la sezione commerciale, quindi le camere che avete e i prezzi che praticate. Per le strutture ricettive funziona così. Per i fornitori di esperienze invece dovete mettervi in contatto con la destinazione perché appunto dicevo è la destinazione che decide man mano se ampliare le informazioni presenti nel DMS e pubblicare anche il catalogo esperienze. Quindi se Giulia Casagrande vi ha detto che questo è uno dei loro obiettivi, sicuramente vi contatteranno loro per dare per accedere, per darvi insomma il web client e farvi operare in autonomia. Per quanto riguarda gli eventi, non so se c'è qualcuno che organizza eventi, vanno comunicati agli IAT perché gli IAT appunto caricano nel DMS gli eventi del territorio di competenza. Esiste conferma. anche il web client anche per gli eventi e per i gestori di attrazioni, ma per adesso sono gli IAT che si occupano di caricare queste informazioni. Prego. Bene, allora non so se ci sono altre domande. Ecco qua. Cosa si intende? La domanda è che cosa si intende per eventi? Allora, gli eventi sono diciamo così, degli eventi diciamo, qualcosa che si svolge sul territorio, generalmente legato ad una data. Ok, quindi diciamo che gli eventi nel DMS gestiscono una parte informativa, cioè il nome dell'evento, quando si svolge, e la descrizione. Se invece è un'attività che prevede una prenotazione, in DMS noi non lo consideriamo evento, o meglio, lo consideriamo un'attività con una doppia facciata, una facciata informativa che può essere gestita come evento e una parte, diciamo così, più commerciale che può essere gestita come un'attività su prenotazione. Quindi non so se la domanda era che cos'è un evento in riferimento al fatto che voi possiate comunicare allo IAT o meno, diciamo che però deve essere un qualcosa che si svolge sulla destinazione che abbia una rilevanza a livello di destinazione. Faccio un esempio adesso banalissimo, la cena tipica che voi fate, se siete una struttura ricettiva, magari fate una cena con i prodotti tipici per gli ospiti della vostra struttura, ecco quello non lo considererei un evento da comunicare allo IAT. Non so se la domanda magari era questa o se ho travisato. No, diciamo che la risposta è solo per integrare, perché noi, diciamo, organizzando eventi capita di interfacciarci con diversi uffici IAT e diciamo che ogni destinazione ha comunque delle sue linee guida per creare diciamo, brutto dire un minimo di selezione, ma una coerenza, nel senso che l'evento deve avere una valenza turistica
Quindi potrebbe essere che, faccio un esempio, la presentazione di un libro vada valutata, no? Se ha una valenza turistica o se invece ha meramente una valenza culturale, perché sono due cose che ovviamente, diciamo, fungono, hanno un'attrattività diversa. Il tema della sagra che ci veniva suggerito dall'amico qui presente è sicuramente è coerente. Poi ribadisco, dipende dalle linee guida che ha la destinazione e che quindi trasferisce allo yacht di riferimento. Perché per esempio noi abbiamo avuto un'esperienza ad Asolo in un modo, a Treviso in un'altra e a Bibione in un'altra ancora, dove gli uffici yacht comunque fungono. Ma la cosa interessante è che penso che Licia Salucci ci possa confermare è che una volta caricato sul DMS un evento che avviene, che si svolge a Silea, viene visto anche dall'ufficio Yacht di Verona. Esatto. Confermi? Sì, sì, volevo farvi vedere degli esempi. Condivido di nuovo lo schermo. Allora, questo è il front-end di questo. Ah, scusa, ok, adesso lo vedete, giusto? Perché vedo. Questo è il fantomatico front-end del DMS, cioè gli eventi che noi carichiamo per quanto riguarda gli eventi. Gli eventi che noi carichiamo nel back office hanno questa visualizzazione online, questa è la visualizzazione nativa. Io ho aperto il DMS dell'organizzazione Asolo. Vedete che qui ci sono una serie di eventi che sono già stati caricati. Se io cerco un evento in particolare, vedete che ho questo evento che si chiama Ethos che si svolge a Possagno. Questo evento è stato caricato dallo IAT del territorio, che quindi ha caricato l'immagine, la locandina, la descrizione, anche alcune altre informazioni di corredo, il punto di ritrovo, eccetera. Questo è chiaramente la data con l'orario di svolgimento. Questa è sono le informazioni che costituiscono la scheda dell'evento. Una volta che lo IAT ha inserito questo evento sul proprio, diciamo così, DMS, questo evento segue delle strade distributive un po', diciamo così, indipendenti dallo IAT. Perché? Perché come vedete, se io vado, scusate se riesco ad andarci, sul sito asolomontegrappa.it e apro l'elenco degli eventi e cerco di nuovo per nome, vedete che trovo lo stesso identico evento che ho trovato prima sul TOSC, sul front-end dell'organizzazione Asolo. Stessa immagine, stessa descrizione, solo diverso il font, stesse informazioni aggiuntive. Questo perché? Perché non è lo stesso perché è stato duplicato, è proprio la stessa scheda dell'evento che è stata pubblicata dall'organizzazione Asolo sul sito asolomontegrappa.it, poi lo posso cercare anche su visittreviso.it e ritrovo lo stesso evento e siccome questo evento è stato definito, sì, diciamo, definito di rilevanza regionale, lo trovo anche sul sito di veneto.eu. Se questo evento fosse stato ritenuto di rilevanza nazionale, sarebbe stato mandato in automatico dal DMS alla redazione di Italia.it, che poi Italia.it decide se effettivamente per loro è un evento di rilevanza nazionale o meno. Ma si tratta della stessa identica scheda, non c'è stata nessuna duplicazione delle informazioni, non c'è stato bisogno che lo IAT di Asolo comunicasse con la DMO Treviso o col Veneto.eu, è bastato inserire l'evento nel DMS, taggandolo in un certo modo, per fargli prendere questa via, ok? Questa distribuzione. E questa capacità distributiva del DMS è una delle funzioni fondamentali, proprio perché
siccome voi sapete meglio di me che il tempo a disposizione è poco, se io voglio essere presente su tutti questi canali, quindi della località, della destinazione magari a livello di DMO, di regione, di nazione, non posso star lì a ripetere 4 volte lo stesso inserimento, magari in 4 sistemi diversi. Il DMS ottimizza il tempo in questo senso, basta un inserimento e poi le informazioni, chiaramente in base alle strategie della destinazione turistica, queste informazioni sono distribuite a livello regionale o addirittura in alcuni casi a livello nazionale. Inoltre, e lo stesso evento chiaramente lo ritrovo nel back office del DMS, cioè lo IAT di Asolo ha utilizzato il suo expert client, si chiama, il vostro web client, invece è quello dedicato agli uffici turistici si chiama expert client, quindi lo IAT di Asolo è entrato in questo client e ha caricato le informazioni di sua competenza. In fase di caricamento, uno IAT può caricare solamente gli eventi del proprio territorio. Quando invece lo IAT deve rispondere ad un turista che magari arriva in ufficio turistico e chiede ad Asolo e chiede: ah, io vorrei sapere gli eventi di Treviso, gli operatori IAT non rispondono: guardi, ci dispiace, Treviso è fuori dalla nostra giurisdizione, non sappiamo niente. No, grazie al DMS loro possono attingere alle informazioni degli eventi di tutto il Veneto. E quindi ecco che un evento che si svolge a Possagno può essere comunicato al turista anche dagli IAT di altri territori, perché sappiamo benissimo che il turista non sa quali sono i confini amministrativi di un territorio e quindi entra all'ufficio informazioni e chiede. Su alcune cose è possibile, sempre in base a quello che decide la destinazione, è possibile questo interscambio di informazioni, quindi superando le tradizionali gelosie, diciamo così, degli uffici turistici, ma si può veramente dare un servizio all'ospite dando informazioni anche su territori confinanti con quelli, diciamo, di nostra competenza. Bene, ottimo, questo, diciamo, questo spunto sicuramente è una delle grandi potenzialità di questo strumento che siamo fortunati ad essere, insomma, tra le prime regioni ad averlo sviluppato in maniera così importante. Non so se c'erano altri aspetti che volevi, proprio anche per rimanere nei tempi, magari io darei un compito per casa, e mi piace questa cosa, il compito per casa, adesso vengo da lei, che è quello di provare a immaginare come il DMS può essere utile per le attività che sto svolgendo a livello di territorio, perché qui abbiamo sia operatori che anche rappresentanti della pubblica amministrazione, no? E quindi c'è il tema dei punti di interesse, c'è il tema della rete, c'è il tema ovviamente dell'informazione che è il protagonista di tutto questo incontro. Vogliamo sentire. Dovrei cambiare il 2026, posso caricare e il fatto che Allora, gli eventi. se devo scegliere da vacanza, ci saranno mesi, voglio andare a Treviso e trovo queste valutazioni. Allora, diciamo che No, no, assolutamente. Il tutto sta quando l'ufficio IAT le carica se l'organizzatore dà l'informazione, quindi questo qui è quello che diceva la collega, sta, diciamo, anche a noi tenere aggiornato la linea di comunicazione nei confronti della destinazione. Beh, ma penso che sia in automatico. No, non Non ho penso. sentito la domanda del signore, quindi No, non... la domanda era se un turista ha modo di programmare un viaggio e quindi quanto tempo prima gli eventi vengono caricati sul DMS. Io credo che gli eventi vengano caricati nel momento in cui vengono comunicati allo IAT. Bene, avevamo invece l'assessore. Le strutture ricettive del DMS. La domanda è chi carica le strutture ricettive all'interno del DMS.
Ecco, allora dicevo prima che c'è questo collegamento con Ross 1000 e quindi c'è questa interfaccia per cui quando le strutture hanno completato la registrazione in ROS 1000, ROS 1000 comunica al DMS e in automatico viene creata la scheda della struttura. Chiaramente da ROS 1000 vengono presi le informazioni riguardanti la denominazione, la categoria, la classificazione e i contatti. Quindi vengono create queste schede, tra virgolette, vuote, cioè prive di informazioni promozionali. Ogni struttura poi da ROS 1000 può richiedere l'accreditamento al DMS, e che significa che riceve le credenziali di accesso al sistema. Quello che può fare e quindi di accesso al web client. Quello che può fare la struttura all'interno del web client viene deciso dall'organizzazione turistica. Faccio un esempio. Ci sono alcuni territori, alcune destinazioni che non possono mostrare informazioni commerciali. Per esempio, i siti gestiti dagli enti pubblici non possono mostrare informazioni commerciali. E quindi ci sono diversi modi di castrare, diciamo così, queste informazioni, però un modo è quello di concedere l'accesso al web client alle strutture con permessi limitati, quindi con la possibilità di caricare immagini generali della struttura ricettiva e la descrizione generale della struttura. Non si possono creare i prodotti è, diciamo, è quello che il termine che noi indichiamo, che usiamo in Deskren per indicare un qualcosa che si può acquistare. Quindi le strutture ricettive non possono creare prodotti, ossia non possono configurare le camere da vendere. Altre destinazioni, invece, altri siti per me possono invece proporre anche questa parte commerciale, quindi i diritti di accesso al web client sono completi. Quindi la struttura può caricare le immagini, le descrizioni e anche i prodotti. Quindi quello che voi potete fare nel web client non dipende da Feratel, ma dipende da quello che ha deciso l'organizzazione turistica. Però ecco, le Bene. strutture ricettive, per adesso solo le locazioni non sono collegate direttamente, ma le locazioni turistiche, i proprietari devono proprio fare esplicita richiesta alla destinazione, allo IAT di riferimento, all'organizzazione turistica di riferimento di essere caricate nel DMS. Bene, perfetto. Allora intanto noi ti ringraziamo per questo DMS, è sempre un argomento molto, molto, molto ampio e sicuramente come tanti strumenti va usato perché poi l'appetito viene mangiando, no? Come questo è il tema. Poi io farei un applauso a Lucia Salucci, che è project manager Grazie, di Terratrol, anche perché grazie mille. l'argomento, diciamo, ci sono, è anche sempre molto astratto, poi se ci sono delle domande gliele porremo. Grazie ancora da parte nostra e ci vedremo in rete, dai, diciamola così. Serve? Ok, sono in background, se serve intervengo. Molto, molto piacere, grazie intanto. Allora, Grazie, buon lavoro. il tema l'informazione è sempre assolutamente importante. Allora, intanto vi ricordo l'ultimo incontro prima del convegno finale, che è il quarto incontro, giovedì 18 settembre alle ore 10 presso l'Osteria alla Sicilia, Casaviana di Dosson, vicino a casa mia. Il titolo dell'incontro sarà Le opportunità delle intelligenze artificiali per gli operatori del turismo. Interviene Stefano Padrin, conosco, è molto bravo e il tema dell'intelligenza artificiale poi è quanto mai attuale. Invece adesso sono molto contento di introdurre Valentina Crespan, che è guida turistica autorizzata per Treviso. Questo ci tengo perché il tema della legalità sul turismo è importante. Ti lascio qui lo spazio perché comunque c'è il tema, il tuo... Perché? Perché c'è il tema, allora c'è il tema degli infopoint, no? Uno delle, degli aspetti importanti che deve un attimo, soltanto per così e poi lo rifacciamo. Uno dei temi, diciamo importanti per quanto riguarda gli infopoint è appunto quello
di una conoscenza del territorio. Allora, attenzione, vorrei fare un po' di chiarezza perché chi diventa Infoport, chi si è impegnato in questo percorso non è obbligato ad avere come si dice, l'accesso al DMS, perché per tanti motivi, adesso non vi sto qui a spiegare, per cui ci sono vari livelli. C'è un tema che sicuramente è molto importante, che però in qualche modo, come mi sembra venga fatto da quell'attività produttiva che si chiama Binario 5, che ricordo molto bene, per cui è un negozio di abbigliamento che dà informazioni turistiche, ma perché conosce il territorio, ha la fortuna sfortuna di essere logisticamente posto in un luogo dove, scesi dalla stazione di Mogliano, i turisti vanno a chiedere informazioni, però conosce e quindi può rispondere, oppure è stato obbligato, ma comunque conosce e sa rispondere. Allora, è molto importante conoscere il territorio turistico. Noi abbiamo voluto coinvolgere una guida turistica, ripeto, autorizzata. Perché? Perché comunque ci sono degli aspetti sulle attrazioni del territorio che sono fondamentali, perché il territorio è bellissimo, ci può piacere perché è il nostro, ma poi altro aspetto è il tema della fruibilità turistica. Chi meglio di una guida turistica queste cose le affronta un po' tutti i giorni, avendo a che fare con vari soggetti, poi soprattutto ci racconterai dell'esperienza delle guide di Malta. Per cui grazie di essere qui e non vedevo l'ora. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, mi fa molto piacere essere qui, anche se diciamo, sono abituata a parlare a tanti gruppi di persone, però questa è un'esperienza diversa, quindi mi hanno messo alla prova. Ringrazio dell'opportunità ovviamente Francesco Redi, Thyssen e tutto il suo staff e Ascom Commercio Treviso, la Camera di Commercio di Treviso Belluno. Come diceva Francesco, io sono guida turistica, mi chiamo Valentina Crespan e sono guida dal 2002. Nella presentazione che vedremo tra poco ho voluto però dare rilievo anche all'associazione di cui faccio parte, che si chiama Guide di Marca. Quindi ogni guida turistica, lo sapete, è libera professionista, autonoma, lavoro autonomo, però da più di 20 anni con un gruppo di guide del territorio ci siamo messe insieme e abbiamo fondato un'associazione che ha insomma, ha lo scopo di renderci anche più riconoscibili, di essere più presenti anche di fronte a delle istituzioni. Chiaramente in 25 si ha un certo peso, in una si fa poco. Ecco. Quindi mi fa piacere appunto ricordare anche l'associazione di cui faccio parte e che rappresento. Il tema di queste 3 quarti d'ora che passeremo assieme è quello proprio di fare un focus sul territorio di questi 11, mi pare siano comuni, 10 comuni, e vedere che cosa si può valorizzare. Immagino che molti di voi magari conoscono forse meglio di me per alcuni aspetti il proprio territorio a livello di aneddoti o di racconti proprio della tradizione locale. Io sono di Treviso e opero in tutta la provincia. Chiaramente, in base alle richieste dei nostri ospiti, dei visitatori, lavoro molto più spesso nel capoluogo, nel centro storico o nelle ville palladiane. Meno, mi è capitato molto meno, ma spero che momenti come questo servano anche per implementare. Mi è capitato meno di lavorare nei territori di cui parleremo adesso. Quindi immagino che lo scopo sia anche quello di valorizzarli. E ovviamente sono qui anche per le vostre domande. Una domanda che magari, vabbè, la prima domanda: chi è la guida turistica?
tutti bene o male lo sapete, quindi la immaginiamo che illustra soprattutto monumenti, chiese, beni culturali, eccetera. Però in realtà una guida fa molto di più. Deve sapere anche di enogastronomia, di storia ovviamente, ma anche di tradizioni culturali, folklore, oltre che poi deve avere tutta una serie di competenze trasversali, si chiamano, per gestire chiaramente un gruppo. Che una brava guida turistica deve capire anche chi ha di fronte e che cosa si aspetta il suo ospite, quindi sempre tarare il proprio racconto sulla base di chi ha di fronte. Ci tengo a indicare appunto anche come si diventa guida turistica, in quanto dopo 10 anni di stallo, nel 2023 è stata approvata una nuova legge nazionale che disciplina la professione turistica, che prevede una serie di prove, una prova scritta, prova orale, su tutta una serie di competenze. Dispiace un po' vedere che il requisito richiesto sia il diploma di scuola superiore, perché a mio avviso e anche secondo tutte le mie colleghe è un po' poco esattamente per tutte le conoscenze che si devono avere. Comunque sono stati aperti i bandi, hanno già ricevuto le domande e bisogna attendere le date per queste prove. Se avete persone che conoscete interessate, insomma, si sta muovendo un po' tutto di nuovo. Ecco, l'aveva già anticipato Francesco Redi, affidatevi sempre a guide abilitate, cioè guide che siano in possesso del patentino, che abbiano superato tutte le prove previste, perché nella nostra professione, come in molte altre, ci sono molti che si improvvisano, si spacciano. Oggi è molto facile verificare se una guida ha realmente l'abilitazione. Basta andare sul sito del Ministero, portale delle professioni turistiche, e inserendo solo il cognome si trova insomma l'abilitazione. Ecco, non so se vorrete fare domande man mano o come preferite, insomma, vado avanti. Allora, ecco, il territorio che mi è stato affidato, questi 10 comuni, queste terre di mezzo, si presta a varie tipologie di visite, ci sono varie tematiche che si possono proporre. Sicuramente le ville venete, anche se sono consapevole, il problema che tutte quelle private non sono accessibili. Però a mio avviso, anche quello delle colleghe, sì, è comunque piacevole vedere delle ville anche esternamente, se non è possibile accedervi. Il fiume Sile, ne abbiamo parlato prima, chiaramente contraddistingue gran parte di questi territori. Si può affrontare anche e raccontare il legame con la Serenissima, il Terraglio come via di congiunzione, di comunicazione tra Venezia e Treviso, non tralasciando ovviamente le eccellenze enogastronomiche che sono fondamentali. Sappiamo anche che molti ospiti vengono qui per mangiare bene. E poi si possono anche ricordare le tante personalità, i personaggi sia nati in questi territori oppure che li hanno scelti per trascorrere periodi più o meno lunghi della loro vita. E poi molte altre si possono individuare. Ho tralasciato la Grande Guerra per alcuni di questi comuni territori, ma anche gli itinerari di fede, le eccellenze del nostro artigianato, del saper fare, che sono fondamentali. E poi chiaramente il cicloturismo, che è di grande richiamo soprattutto negli ultimi anni. Qui è solo l'ho trovata in un testo che ho consultato, è una mappa appunto di questi territori, tratta da un testo dedicato al fiume Sile,
e che prendeva proprio in pieno questi luoghi. La vedete un po' piccola forse, però No, adesso si vede, ecco. Queste erano le antiche terre del cosiddetto agro altinate, quindi tutta la zona di centuriazione che vedeva la città di Altino come baricentro sostanzialmente. E sono le terre che si trovano appunto tra, diciamo, dal fiume Zero fino al Piave, quelle di questi nostri comuni. Io le ho un po' suddivise così per tematiche, quindi per Casier, Casale sul Sile e Silea il racconto del fiume Sile, la tematica del fiume Sile, a Preganziol, Mogliano e Zero Branco, il Terraglio e le numerosissime ville venete, e poi tutti i territori tra Sile e Callalta con Roncade, Monastier, San Biagio e Zenzon. Quindi li vedrete un po' raccontati in questo ordine. Ecco, a voi cosa, per voi cosa è importante? Comunque sapere indicare a chi ve lo chiede che cosa merita una visita, un passaggio sostanzialmente. E quindi, ecco, di Casier sappiamo, voglio ricordare che ha delle origini, beh, poi le slide se non sbaglio le condividete. Origini molto antiche perché nella sezione archeologica del Museo di Treviso, Santa Caterina, si conservano numerosi reperti trovati proprio nel territorio di Casier, addirittura risalenti all'età del bronzo. Quindi parliamo 2000 avanti Cristo per farvi capire da quanto tempo l'uomo si è insediato in questi territori. Non so se sapete, nel Medioevo appunto diciamo, comandavano, dominavano i signori cosiddetti da Caserio, de Caserio, e quindi da lì la località ha preso il nome Casier. E fondamentale, sì. Ah sì, è vero. Vero. Ma è indicativa. No, no, ha ragione. E ci ho anche abitato per 10 anni a Casier, quindi sì. Chiaramente il fulcro della vita a Casier è sempre stato il fiume Sile. Pensate che dove ora sorge la chiesa parrocchiale dei Santi Teonisto, Tabra, Tavrata, c'era un antichissimo monastero, addirittura parlano risalente all'anno 1000 circa. Quindi era fondamentale il controllo del traffico sul fiume. Non mi dilungo a dirvi che chiaramente il fiume Sile è il più lungo fiume di risorgiva d'Italia, ma anche d'Europa. È una cosa che stupisce tutti coloro a cui lo racconto. Ed è anche bellissimo, bello raccontare l'origine del nome, perché così romanticamente Sile perché è silenzioso, perché è un fiume di risorgiva, tranquillo, che scorre lento. L'origine più accreditata risale a una parola prelatina, sila, che significa canale. Infatti anche nel Friuli c'è un altro fiume che si chiama Sile, proprio perché era un termine molto utilizzato. E poi nella zona di Casier sappiamo anche tutta la diffusione delle estrazioni di argilla, anche una pratica comunque antichissima. Ad Osson ricordiamo la chiesa. È un personaggio che poi sul quale ritorneremo perché ha un po' girovagato in questi luoghi. E, il lato sicuramente più attrattivo di Casier, quello che colpisce tutti i nostri ospiti, è comunque
la riva, la riviera, la restiera, tutto quel percorso che porta fino al cimitero dei Murci. È un percorso che spesso proponiamo anche a piedi, proprio dalla piazza di Casier, oppure per i più sportivi si parte da Treviso con le biciclette e si raggiungono queste località. E chiaramente non vanno dimenticate, come ho detto prima, tutte le eccellenze della nostra gastronomia. Quindi tra gli eventi ricordiamo appunto la mostra del radicchio rosso che si tiene ad Osson. Quello può essere benissimo un evento che va caricato in DMS. Quante corriere arrivano ogni giorno. Esatto. Se poi parliamo di corriere, bisognerebbe affrontare anche la tematica di creare non ad Osson perché ci sono, ma in altri luoghi dei parcheggi e dei luoghi adatti, insomma, al parcheggio di corriere. Ecco. Poi proseguendo, chiaramente Casale sul Sile, altrettanto antiche le origini. Si ricorda proprio che per controllare il fiume Sile i carraresi fecero costruire una sorta di rocca di mastio proprio sulle rive del fiume. Di questo complesso rimane poco, rimane la cosiddetta torre carrarese che è stata anche rimaneggiata, ma che si può far comunque risalire nelle sue strutture le fondamenta alla seconda metà del 300. E proprio in questo mastio trovarono rifugio, come vi ho riportato, i caminesi quando scappavano dai veneziani nella seconda metà del 1300. Un bel giro allora, a Casale si fanno abitualmente questi itinerari. Lo stesso, insomma, molte colleghe che lavorano, non so chi è di Casale, una collega che abita anche lì, Gabriele Kibacher, che è sempre con me in Associazione Guide di Marca, e molte altre che accompagnano gli ospiti, i visitatori, sia nella navigazione lungo il fiume, sia poi in un itinerario a piedi che comprende non tutti, ma i siti che vi ho indicato, quindi la chiesa, dove ammirare appunto gli affreschi di Gian Domenico Tiepolo, chiaramente le rive del Sile, la villa che oggi ospita la biblioteca comunale, Villa Bembo Cagliari, che nel passato è appartenuta proprio agli eredi del Veronese, che di cognome faceva Cagliari. Fino anche a Villa Malipiero Frezza, dove ricordiamo fu ospite per un breve periodo proprio Ernest Hemingway, quindi lo ritroveremo in molti centri di cui parleremo stasera. Ecco la città che ci ospita, Silea. E anche in questo caso origini molto antiche. Sono stati trovati reperti sia dell'età del bronzo sia di epoca romana, perché ricordiamo che strategicamente non era lontana dalle grandi vie, dalle vie di comunicazione molto importanti al tempo, come la Claudia Augusta, che collegava Altino all'attuale Augsburg, quindi in Germania. La via Annia, collegava Adria ad Aquileia e quindi per tutta la costa veneta all'alta, oltre ovviamente al fiume Sile, che di per sé è sempre stata la via di comunicazione principale tra la laguna e l'entroterra trevigiano. Quindi questa posizione l'ha resa fin dall'antichità un centro strategico. Ha già ricordato la consigliera all'inizio del nostro pomeriggio che fino al 1935 si chiamava Melma con il nome del fiume che scorre qui accanto, come anche si tenevano
anticamente qui le cosiddette fiere di San Michele, quelle che oggi noi conosciamo come fiere di San Luca. Treviso le ha un po' rubate al territorio di Silea, perché fino al 1220 circa erano le fiere di San Michele di Melma, che si tenevano quindi a ridosso della festività di San Michele, quindi fine settembre. Appunto, dal 1220 il vescovo di Treviso le ha spostate a Porto di Fiera. Ecco che con l'annessione alla Serenissima tutto il territorio trevigiano attraversa un lungo periodo di pace e prosperità e quindi si sviluppano le attività agricole, le attività artigianali, ricordiamo la presenza di molti mulini in tutti questi territori e l'edificazione chiaramente delle ville, cosiddette ville venete. Nei dintorni, nel territorio di Silea ce ne sono molte, ne ho citate solo alcune. Alcune si possono tirare proprio fiume, è il miglior punto di vista. Quindi sì, non abbattiamoci se sono private, chiuse al pubblico, perché in qualche modo si riescono a sbirciare, ecco. Qualche domanda fino adesso? Sono appassionati. Adesso lasciamo, come vedete, diciamo, il territorio prettamente del fiume Sile per spostarci lungo il terraglio. E quindi nel territorio di Preganziol, la cui denominazione sembra essere da due parole, Prai Granzol, quindi i prati, i terreni, famiglia Ganzol, proprietari terrieri. Si sviluppa proprio lungo il terraglio, anche qui il nome deriva da terralium, un terrapieno, perché probabilmente per anche bonificare un po' la zona che era soggetta a comunque impaludamenti, si era scavato parallelo al terraglio un fossato e quindi con la terra di riporto di questo fossato si era creato la strada un po' rialzata proprio per proteggerla dagli allagamenti. Immaginiamo un terraglio nel Medioevo era praticamente circondato da boschi. È solo tra il 1500 e il 1700 che appunto giungono le prime famiglie di nobili veneziani e lo eleggono come luogo di villeggiatura, quindi iniziano a essere costruite le prime ville. Chiaramente la più, insomma, si ricorda Villa Albrizzi Franchetti, soprattutto per i personaggi che l'hanno vissuta. Non lascio la speranza di vederla un giorno rifiorire, perché l'ho frequentata quando ancora era aperta per alcuni convegni, seminari ed è un vero peccato vederla così, ecco. Ecco, Villa Albrizzi Franchetti di San Trovaso è stata costruita nel 1700. ehm, I grandi lavori sono stati fatti proprio dal marito di Isabella Teotocchi Albrizzi che fece realizzare le barchesse. Isabella Teotocchi Albrizzi amava, sapete, circondarsi di poeti, artisti, letterati e quindi ricordiamo per esempio Foscolo, pare che abbia così pensato proprio i suoi sepolcri in questo luogo, Lord Byron, il Canova, Pindemonte, quindi immaginate cosa doveva essere quel luogo nel Settecento. Ecco, molto importanti sono anche i parchi che circondano queste residenze, parchi dove molto spesso c'è la firma di questo grande progettista Antonio Caregaro Negrin. Troviamo il suo nome legato a molte ville del territorio. E anche a Preganziol non dimentichiamo
chiaramente l'importante mostra dedicata al radicchio. Su Mogliano c'è molto da dire perché ci sono tantissime ville, una storia molto antica. Pensate che tutta la struttura dove c'è l'abbazia di Santa Maria Assunta accanto alla chiesa arcipretale risale, pensate, a prima dell'anno 1000, quindi una storia antichissima. Arrivarono qui i monaci benedettini. Troveremo la stessa storia anche nella località di Monastier, perché i monaci benedettini, oltre a curare le anime, si prendevano cura anche del territorio, quindi erano all'epoca anche responsabili di molte opere di bonifica, pensate, o di disboscamento. Restano un chiostro romanico con il cortile, il pozzo. E l'abbazia aveva anche il brolo, quindi la parte a verde destinata a frutteto e orto. Oggi il brolo è un centro culturale sostanzialmente, che si trova sempre lì. Della chiesa accanto, dedicata a Santa Maria Assunta, dobbiamo dire appunto che è stata realizzata su una pieve più antica, coeva all'abbazia, e che è stata completamente distrutta, e quella che vediamo oggi è un rifacimento cinquecentesco, seicentesco. Non tutti sanno che a Mogliano, fino alle soppressioni napoleoniche, c'era anche un piccolo ospedale, l'ospedale di Santa Maria. Era gestito dalla Scuola dei Battuti, dalla confraternita che aveva sede a Treviso, e è rimasto attivo appunto fino agli inizi dell'Ottocento, all'epoca napoleonica. Non è rimasto perché molto spesso dopo le soppressioni si per costruire qualcosa di nuovo. Cosa resta di questo antico ospedale? Solo una piccola mappa storica. Qualcuno di voi arriva da Mogliano, presente dov'è? No, non lo so. È una piazzetta vicino a un ristorante, Beccofino può essere. Sì, sì. Ecco, che domani va a vedere. Resta appunto solo questo ricordo comunque storico. E vi dicevo, sono nel territorio ufficiale l'Istituto regionale delle Ville Venete riconosce 30, le quali 19 vincolate. Cosa vuol dire? Che sulle altre potrebbero essere 20 o invasivi se non sono completamente vincolati. Questo per sia lungo il Terraglio sia nell'altra direttrice, la riviera del Brenta. La Villa Veneta è una villa particolare, nel senso che accanto
alla casa padronale, alla villa, che era arricchita di stucchi, opere d'arte, dipinti, affreschi, c'erano sempre gli annessi agricoli, che la Villa Veneta era una vera e propria impresa. Quindi i nobili veneziani di solito si trasferivano verso la fine di giugno, passavano il primo periodo, perché comunque già nell'entroterra c'era un'area aria più salubre rispetto a Venezia, alla laguna, e la villeggiatura poteva durare anche fino a San Martino, quindi sicuramente fino ad ottobre, a volte si spingeva fino all'11 di novembre, non a caso, perché comunque dovevano seguire la vendemmia, alcune non vado a descriverle una per una, ho indicato solo qualche curiosità. Per le ville di Mogliano, per esempio in una, la Villa Bianchi de Kunkler, aveva sede l'impresa, insomma l'azienda agricola Latte Bianchi, che oltre a prodotti caseari aveva anche cantina e distilleria, quindi produceva anche grappa. Poi un'altra villa, quella successiva, probabilmente Villa Testori, aveva ospitato Napoleone Bonaparte un po' in incognito. Sapete che insomma, è stato proprio Bonaparte a far risistemare il terraglio, tanto che per un periodo è stato chiamato la Via Napoleonica. Ecco, nella foto vedete, questa non credo di averla sbagliata, Villa Zoppolato, una parte della quale è aperta al pubblico, nel senso che vi si organizzano eventi nella cosiddetta aranciera. Qualcuno c'è mai stato? È un edificio bellissimo. Beh, la signora di Mogliano, sì, sì, è solo per eventi, cioè l'affittano per eventi, assolutamente. Sì, non è aperto al pubblico, ma se uno è invitato a qualche matrimonio, evento, è spettacolare. Sembra di non essere nemmeno a Mogliano o comunque in Italia, perché è un edificio romantico, ottocentesco, bellissimo e comunque anche il parco stesso vale la visita. Sì, vale la visita perché c'è addirittura un cedro del Libano che è monumentale e infatti è anche tutelato. Parco sempre progettato da Antonio Caregaro Negrin, che vi ho citato prima. E poi così via, c'è anche la villa che è appartenuta a Costante Gris, che per un certo periodo è stata asilo infantile. Alcune ville sono diventate hotel, quindi pur con molti rimaneggiamenti, qualcuna più, qualcuna meno, si può comunque avere un'idea della magnificenza di queste ville. E, ad esempio, proprio in centro a Mogliano, vicino alla chiesa, conoscerete tutti perché insomma si nota. Dove- Ecco. Precedentemente in quel sito c'era la cosiddetta Villa Longobardi, che una nobile inglese si era fatta a, a Parco.
corso. Va benissimo, ok. Ottima notizia. Ecco, personaggi noti nati a Mogliano Veneto. Se andiamo in ordine storico, insomma, Giovanni Battista Piranesi, nato nel 1720, un grande incisore, pittore, archeologo. Avrete tutti in mente, io ho messo qui un dipinto che lo rappresenta, però avrete tutti in mente le sue incisioni o comunque i suoi dipinti con le rovine romane, oppure anche tutta quella serie di scale. Hanno fatto anche pochi anni fa una mostra a Treviso dedicata a Piranesi. E ancora più nota, Toti Dal Monte, nata a Mogliano, dove il padre Amilcare Meneghel si era trasferito perché lui era originario di Pieve di Soligo. Il padre era maestro elementare e anche maestro di musica e per molti anni, alcuni anni, diresse anche la banda di Mogliano Veneto. Cosa resta di Toti Dal Monte? Resta la sua, insomma, la casa natale è stata trasformata in un relè, però comunque c'è una targa che ricorda la sua nascita. Ecco. Lasciò Mogliano, se non sbaglio, intorno ai 14 anni, perché aveva iniziato a frequentare il conservatorio a Venezia e il padre era rimasto vedovo e quindi aveva preferito trasferire la famiglia direttamente in centro storico a Venezia. Ecco, molti ricordi di Toti Dal Monte si trovano proprio a Pieve di Soligo. Zero Branco. Il nome chiaramente deriva dal fiume, ma il fiume Zero prende il nome sicuramente da una persona che anticamente abitava in quei luoghi. Pensate che il primo documento che attesta il nome Zero come località è datato 697 d.C. ed è un documento dove il doge di Venezia, Paoluccio Anafesto, stabilisce dei confini, quindi un uso di questa denominazione antichissimo. Quando è stato realizzato il terraglio, Zero Branco ha perso un po' di importanza perché la via di comunicazione principale nella direttiva Venezia-Treviso si è spostata. L'aggiunta di Branco al nome Zero è venuta solo nel 1866 e era il nome di uno dei rioni, dei colmelli. Cosa vedere a Zero Branco? Oltre alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove comunque c'è un'opera pregevolissima di Palma il Giovane, un edificio molto antico è questa casa presentata nella fotografia, Casa Sagramora, si vede chiaramente solo l'esterno, ma comunque è un esempio pregevolissimo di un gotico di terraferma sostanzialmente. Molte case anche a Treviso le troviamo eh, così simili con il porticato, gli archi a sesto acuto, la trifora, insomma è una tipologia di edificio molto, molto diffuso. In questa casa aveva sede una sorta di ospizio. Gli ospizi in epoca medievale non erano come li intendiamo oggi, erano dedicati soprattutto a viandanti, pellegrini oppure militari feriti che avevano bisogno di cure. E anche in questo caso era la scuola dei battuti che si occupava della gestione, come per l'ospedale di Mogliano. Ricordiamo tra le ville, conosciutissima Villa Guidini, dove si svolgono tantissimi eventi. Pensate che è stata costruita da una famiglia borghese, non nobili, la famiglia Bente. Erano mercanti di stoffe, di lane, granaglie. E, il capostipite fece anche costruire un oratorio
dedicato a Sant'Ignazio di Loyola, in quanto aveva perso un figlio in tenera età che aveva proprio questo nome, si chiamava Ignazio, e quindi troviamo questo oratorio. Dalla famiglia Dente è passata all'ingegner Guidini nell'Ottocento, poi è stata donata all'Associazione Reduci e Combattenti, che però non era in grado di gestire tutto questo patrimonio, e acquistata insomma dal comune negli anni 2000. Non lontano, questa villa al Buzio, che era aperta fino a poco tempo fa per eventi, matrimoni, feste. Non so se qualcuno l'ha mai visitata. Sapete dov'è? Arrivando da Treviso, c'è una grande rotonda e a sinistra un piccolo centro commerciale dove c'è la pasticceria Eros. Sull'altro lato della strada, circondata da alberi secolari, per cui ormai si vede dalla strada, si vede poco, però si trova lì. E sempre nel territorio di Zero Branco c'è un altro polo culturale, non so se l'avete mai visitata, Casa Cozzi. Appartiene alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, e quindi viene appunto utilizzata come location per eventi culturali della Fondazione, ed è una casa colonica che è stata donata dallo storico Gaetano Cozzi proprio alla Fondazione con queste finalità culturali. Tra i personaggi che hanno soggiornato a Zero Branco, non tutti lo sanno, però ci passò del tempo Giacomo Casanova, Enrico Fermi nella sua età infantile, e questo sì, molto più noto, Giovanni Comisso aveva una casa di campagna a Zero Branco, che ancora è in piedi, però pressoché abbandonata, proprio in via Comisso. Giovanni Comisso, come sapete, era scrittore, giornalista, inviato del Corriere della Sera in Estremo Oriente, quindi un personaggio che ha viaggiato molto. Tornava spesso a Treviso, quindi soggiornava nella casetta che si affaccia sul canale dei Buranelli, però amava moltissimo anche passare del tempo in campagna, e ha dedicato anche dei testi, dei racconti proprio alla sua casa di Zero Branco. E tra i prodotti, ovviamente anche qui non può mancare il radicchio rosso e il peperone. Pensate che la sagra è giunta alla 58esima edizione. Quindi sono tutti eventi, insomma, da valorizzare assolutamente, certo. E Roncade, sempre su, come siamo, come orario? Vado? Siamo alla fine. Di Roncade, anche in questo caso, come per la vicina Silea, l'importanza di trovarsi vicino alle vie di comunicazione, per cui le strade consolari romane, la Anni Altinate, la Claudia Augusta e anche il fiume Sile. In questo territorio per molti secoli sono stati i signori di Collalto a comandare. Poi con l'arrivo della Serenissima, anche in questo caso c'è la diffusione della cultura di villa, e quindi il proliferare appunto di queste ville venete. Molto particolare il Villa Giustinian Ciani Bassetti, cosiddetto Castello di Roncade. Perché particolare? Perché l'unica villa di epoca pre-palladiana che è cinta da delle mura merlate. E la fortuna appunto che in tutti questi secoli si è riusciti a conservare la struttura di questo castello. In questo sito esisteva un castello molto antico di proprietà dei conti di Collalto, che è stato completamente distrutto dagli Scaligeri, e quindi agli inizi del 1500 il nobile veneziano Giustinian costruisce ex novo la sua dimora di villeggiatura. Spero l'abbiate tutti visitata. In questo caso è possibile entrare,
sia per degustazioni di vini prodotti dai baronici Bassetti, sia anche per visite alla villa proprio che organizzano loro. Però si può anche, prenotando, si può anche entrare con una guida turistica esterna che vi porta. E poi le chiese, non dimentichiamo anche le frazioni, per esempio a Biancade vale una visita la chiesa parrocchiale, che conserva una splendida pala di Paris Bordone del 1531. Di recente, pochi mesi fa, è stata organizzata proprio una visita guidata nel territorio di Biancade dall'ufficio turistico locale. E anche la chiesa di Santa Maria di Castello, conosciuta anche come San Valentino, qualcuno la conosce, l'ha mai vista? Sorge su un sito antichissimo, c'era una chiesa di epoca alto medievale e quella presente oggi risale al 1500. E poi Musestre, legata sempre al fiume Sile, perché si trova praticamente sulla unione del Musestre sul Sile, quindi un luogo strategico di controllo, tanto che in epoca antica c'era proprio un castello e una torre a Musestre, che è appartenuta, ve l'ho anche indicato, pensate, a un marchese del Friuli e Berardo, che era il padre di Berengario. Berengario è stato uno degli ultimi imperatori. Monastier con i suoi gioielli, perché tutta la zona appunto dell'abbazia di Santa Maria del Pero è un vero e proprio gioiello. Come nel caso di Mogliano, anche in questo caso sono arrivati i benedettini prima dell'anno 1000 a costruire monastero, chiesa e a bonificare tutti i terreni circostanti. Perché si chiama Del Pero? Molti pensano per un albero. No, perché chi è di lì lo sa. Il Meolo, il fiume Meolo che passa a ridosso, anticamente si chiamava Pero. E proprio nel sito dell'abbazia c'era anticamente un piccolo porto. Quindi capite, strategicamente i benedettini sceglievano dei luoghi importanti. Cosa si conserva di questa antica abbazia? Allora, la chiesa è stata completamente distrutta durante le vicende della Prima Guerra Mondiale, in particolare durante i giorni della battaglia del solstizio, che si è combattuta proprio in quei luoghi, in quei territori. È rimasto in piedi il campanile, non a caso, perché comunque gli austriaci lo volevano conservare perché era utile come torre di osservazione del territorio. Ecco, poi accanto all'abbazia è stata anche costruita una villa. Una cosa importante, quando è stata distrutta la chiesa, nella Prima Guerra Mondiale, negli anni successivi si è pensato di non ricostruirla qui, ma di costruirla in un'altra località, la località Fornaci. Questo fatto ha causato lo spostamento, diciamo, del paese. Se voi pensate, il centro storico, il centro di Monastier è un po' distante da questa abbazia. Proprio si è spostato il paese. Anche nel territorio di Monastier troviamo tantissime ville, ne ricordo solo alcune perché sono legate anche alla presenza di Hemingway. Villa Stefani Albrizzi, Compiano, è la famosa casa dei bachi da seta. La chiama così proprio Hemingway in uno dei suoi racconti, si chiama Insonnia questo racconto, dove racconta chiaramente le atrocità che ha visto in quei giorni di giugno del 1918. Villa Tramonti è diventata un hotel, merita una visita anche il santuario della Madonna Nera di Pralongo. Anche qui Hemingway passò qualche giorno
non dentro la chiesa, che era comunque diventata un ospedale, ma nella stalla accanto, in un edificio diroccato. E, è stato portato lì una volta ferito e poi l'hanno spostato in ospedale. Hemingway è presente nella zona di Monastir perché operava per la Croce Rossa americana, che aveva una sede dislocata proprio in questo territorio durante il giugno del 1918. Poi ricordiamo che per Monastier passa la ciclovia Monaco-Venezia, per non dimenticare anche gli appassionati di cicloturismo, e fa parte della strada dei vini del Piave in tutta la sua produzione vitivinicola. E poi ricordiamo un evento che richiama sempre più appassionati, che è il Tucogio, che sta prendendo sempre più piede di anno in anno. San Biagio è legato sicuramente prima alla presenza al passaggio della via Postunia, la strada consolare romana del primo secolo a.C., e poi alla realizzazione della cosiddetta Callis Alta, Callalta, che la Postunia era stata distrutta dai barbari, dalle invasioni, e quindi hanno realizzato questa nuova strada. San Biagio si sviluppa anche in tanti borghi, quindi Rovarè, Fagarè, pensate anche a questi nomi, vi fanno capire cosa c'era un tempo. Rovarè era bosco di roveri, Fagarè bosco di faggi, c'erano tutti boschi. E nel territorio di Rovarè si trovava la bellissima villa d'Alezze, progettata, pensate, da Baldassare Longhena, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi architetti del Seicento veneziano. Cosa resta? È stata completamente distrutta agli inizi del 1800. Resta qualche pezzo di questa villa. Ad esempio, i cancelli, pensate, si trovano all'Istituto Vesta di Treviso in Borgo Cavour. Le colonne del portale d'ingresso si trovano nel parco, adesso si chiama Parco degli Alberi Parlanti, parco di Villa Manfrino, Villa Margherita, no, fuori Treviso, ecco. Quindi molti pezzi sono stati smembrati e hanno trovato altri siti. Comunque su questo luogo, ai primi dell'Ottocento, arriva la famiglia del barone Onesti, e tutt'oggi c'è la famiglia Fioravanti Onesti, che porta avanti anche l'attività vitivinicola. Altre ville nel territorio di Spercenigo, e poi chiaramente ricordiamo anche il Sacrario Militare di Fagarè. Una curiosità: all'interno del giardino del Sacrario, non tutti sanno, ma si conservano quei pezzi di muro con le frasi che tutti ci ricordiamo, sono frasi leggendarie. Meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecora, avete sentite? E tutti eroi o il Piave o accoppati, insomma, si trovano proprio all'interno. Zenson, siamo proprio a ridosso del Piave, anche in questo caso territorio strategico per il passaggio anche del Piave, una zona che veniva spesso allagata, ovviamente, e anche in questo caso si deve molto ai monaci benedettini, sempre di Santa Maria del Pero. Quindi dall'abbazia di Monastier stendevano comunque il loro operato anche a tutti i borghi circostanti. Qui ricordiamo la chiesa di San Benedetto Abate, proprio perché è stata fondata dai Benedettini, e diciamo una villa di rilievo, Villa da Mula Sernaggetto, che è opera dell'architetto Chirali, quindi molto molto importante. Io chiudo lasciandovi i contatti, insomma, se avete altre curiosità, oppure volete organizzare anche delle visite guidate sul vostro territorio, perché no, si può chiaramente rimanere in contatto.